Buonasera. 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 Spacca vai. Zio qua da tanto, di verità che sei qua da tanto, io devo pescare, zio qua da tanto. Stamattina. Di verità che devi pescare, zio. Zio devi pescare, e cosa peschi? Vabbè. Orade. Ade. E trote salmonade. Ridade pesco, ridade. Porca ridade, sì, ridade. Ma si do fuori ridade, qua che ridade. Guarda che sei anni che ridade si è estinte, non c'è niente da ridere, ridade, ma fammi una carità. Guarda che qua sei pieno di ridade. Altro giorno là in fondo, tacca al ponte, là, il ponte, tacca al ponte. Goccia pana sganassata da 30 kg e mezzo. E poi che ne sei tutti quanti i tipi, che se boressi, che se spansate, ridate a crepapè. Ma dove? Qua? Ma sì, si fuori, ma che qua mi pare più che altro un posto da peselesso. Spusa anche un fiato freschino. Vieni qua, vieni che ti faccio vedere. Vieni qua, vieni qua, signore, vedete. Vito, persa via. Guarda me, faccio, guarda. Qua non ride neanche a pagar l'oro, guardi in faccia. Per forza! Perché là che vuoi l'esca giusta? Cioè? Perché là che vuoi disgrazie? Se ti per esempio adesso qua ti scappussi sul palco, no? E ti spacchi l'osso del culo e quello ride che si coppa. Dito. Tutto il sistema. Per me quello può restare col muso lungo tipo Littorina, cioè... Ma non si può provare con, non so, una esca meno dolorosa, tipo vermi, larve, formentoni. Come ben che roba là per sganassate, che vuoi esche speciali, che vuoi barzette, che vuoi battute, freddure. Tutto che ti dica, dimmi, ultimamente se ciappa ben qua roba onta. L'onto? L'onto tira a ridata. Ti faccio vedere? Sì, fammi vedere, dai. Cacca, pisso, merda secca, petto e snarocci. Hai visto? Hai visto che non te ne miezza battante? No. Ti conviene pasturare ancora, pastura. Sì, no, prova da nuovo, hai visto mai che sei più fortunato. Sì, dai. I gay. Chi? I gay. Cosa c'entra i gay adesso? Cosa c'entra? Perché mi domandano anche a me, cosa c'entra i gay? Tutti quanti che su con i gay di qua, i gay di là. Invece guarda, se sei una persona generosa, quello sei gay. Perché? Te che domandi un Dio se vuoi darti anche il culo. E t'ho visto non affari. Vedo che l'onto tira a ridare. Prova anche a me, dai. Se partia. Posso provare? Te che prova, ti provo anche a me. Allora, mi provo, ti devi provare e mi provo di qua. Allora. Sei gatti va gattoni e carpe va carponi. Come se che vai coyote? Ah, che ho giappato, guarda. L'altro giorno mia figlia viene in casa e mi fa, ciao pa, te mi dicevi sempre che per diventare qualcuno dovevo farmi una posizione? Non sei mia così, c'è qua adesso. No? Qua adesso per farti una posizione, bisogna che te fassi qualcuno. Cioè, che tu visto che carriera che ha fatto sua moglie, che ha fatto fare sua moglie a Checco? Checco, sì. E era Beckin. Sì. E diventa Becco. Guarda che te guarda che il mondo si vuole dire roversarsi, sento. Se un uomo si rivolge a una donna con parole volgari e se molesti e sessuali, te che senti la Cassazione. Sì. Invece se una donna si rivolge a un uomo con parole volgari, se 2.500 franchi al minuto, più IVA. Il segreto di tutto quanto là nell'esca. Che vuoi qualcosa che ti sorprenda, che non ti aspetti. A te pare una roba dolce e invece adesso ti aspetti una carezza e ti arriva un schiaffone. Par davanti una lecata e par da trio un peadon. Insomma, una onta e una ponta. Boscolo, Piacciosa, Gallegaro, dal Fornaro, Donà, le ma Esposito, l'hai preso.
Fasolo. Integgia. Ruzzante. Presente, sono qua. Presente. Soldano. Presente. Classe numerosa, eh? Chi è che non si ricorda l'emozione del primo giorno di scuola? Quando i nostri genitori ne accompagnava a Pai Parman, fin davanti il cancello della scuola, erano altri timidissimi. E dato che nostra mamma che teneva che fossimo sempre a posto, in ordine, puliti, ognuno arrivava col proprio bel vestitino, il grembiulino nero. Devo scuola le suore mie, Devo le suore. E al corno che avevimo un coeto, che avevimo un disco volante, grande, duro, inamidato. E dopo ne metteva il fiocco colorato. Perché ne metteva il fiocco colorato? Il fiocco colorato ne metteva perché, scusa che avevano tutti quanti i capelli tagliati curti, a stessa maniera tosetti, e ora ne metteva il fiocco colorato per distinguerci. Rosa per le femminucce e azzurro per i maschietti. E i gay? I gay non gli era de moda, i gay. Una volta, adesso sì però. E per distinguere la classe invece ne metteva delle stricchette bianche qua sul braccio, no? La stricchetta per la prima, 2 per la seconda, 3 per la terza e così via. E il problema era quando che arrivavamo in quarta, vero? Perché nostra mamma doveva scrivere quelle lettere romane, no? E certe volte se sbagliava a attaccare le lettere, non si sapeva mai se eravamo in quarta o in sesta. E questo quando capitava? Quando la scuola era scuola, Cramenta. Quando che era una maestra ogni 50 alunni, altro che oggigiorno. Che ogni 15 alunni che 3 insegnanti. Esonta. Quelli di sostegno. Va. E psicologo che sostiene quello di sostegno e i 3 insegnanti. Che a fine a scuola l'unico che ora chi sei è il mio Sacramenta. Ora che a scuola diventa un problema, vero? Sì. Ma non tanto peitosi, ma hanno altri genitori. Perché dopo alla fine chi sei che tocca fare lezione per casa? Hanno altri genitori mi tocca. Guarda se te vuoi vedere e lezione che l'altro giorno mi fio. Guarda se te vuoi vedere il coraggio che io avevo. Guarda se te vuoi vedere. Guarda se te vuoi vedere. No, guarda se te vuoi vedere. Oh, te fermi, cosa voglio fare? La maratona per vedere lezione del tuo Guarda il coraggio che l'assa delle lezioni che dà. Scusa, non posso avere i fatti tui. Ma che scuola hai fatto, fio? Vai a scuola da tappessiere. Che ha detto il toso che sta a fare. Problema di matematica. Se Antonio nella tasca sinistra dei pantaloni ha 10 euro e nella tasca destra dei pantaloni ha 20 euro, cosa ha Antonio? Sicuramente braghe di un altro. Ma te pari i problemi ad archi computer elementari? No, non sono robe elementari, secondo. Sono robe da media. Più. Da superiori. Più. Da università. Più. Da master. Sacre. Da master. E il casino che hai fatto con i libri marxisti. Marxisti. E ora mica so pare, come so controllare, documentarmi, investigare. Fatto bene. Oltre il sussidiario de me fiordeo qua. La scuola col mio se compagno. Se pretendi di sentai su stesso salotto con saluto è più. Storia. Nel 1670 Isaac Newton, ricevendo una mela in testa, scopre la legge di gravità. E fin qua niente da dire. L'ho scritto in piccolo. Nel 1987 Gianni De Michelis, ricevendo un avviso di garanzia, scopre la gravità della legge. Ma te pare robe da scrivere queste cose? Non è mia roba da scrivere. Hai puteisi qua, non si può Perché mia. st'altro? Totti! Te che è presente Totti, no? Checco Totti. Siamo noi i campioni dell'Italia. Totti senza una T. Non era senza una gamba. Era sfigato quello. Era senza una T, senza una gamba, era stanca senza munizione. Sì. E ora che invece fa stampea che ha tirato sul muso del soldato austriaco. Ah, Totti, qui o Totti? L'eroe Totti. Chi ha fatto un smerdaro dei monumenti in giro per tutti quanti i paesi. Sono andato in Austria, avevo visto i sui dei monumenti. E ora? E se tutti quanti dedicai a un certo Kurt Heider. Chi? Chiseo Kurt Heider. Lei è il soldato austriaco che ha a crossa e Totti sul muso poveretto. Beh, in questo caso si può dire che sta rispettata la legge della par
coniglio. E ora, caro mio, a me che toccava andare mio marito a scuola, a colloquio con i professori, perché te sei il toso, io caccia pa de punta. Ah sì? Sta onta. Non le sta a capio. Tu Mario. No, me fio. E se avio. Tu fio. No, me marito. Le sta punio. Tu Mario. No, me fio. Porco zio. Le sta punio ingiustamente, vero? Un suo compagno, vero? Un disgraziato, vero? E che aveva messo una puntina da disegno, vero? Sua carrega della professoressa. E quando che la professoressa si andava a sentarsi, mio figlio si è corso e accavava la carrega. Te pensi fare del bene, guarda la cosa che succede. Era da metterli, altro cara che... mia, a sonda mia medesima a scuola della professoressa. Oh, non mi faccio mica mettere i piedi in testa da nessuno se mi... So partire l'attacco, con ta cassigare come una bestia. E se una vigliacca porca! Marsa e anche buella! Ha capito? Me fioi sei degli angeli e mi difendo sempre, me fioi. Mi so come Cornelia, la madre dei granchi. Sì, dei peocci dei capesante. Qua, sa cosa le dico, cara la mia signora? Io, suo figlio, lo... boccio! Se cantava là come una iena, quando vuoi cambiare tattica, a buttare sue disgrazie. Ah, signora, sapesse che disgraziata che so. Mia Maria mi ha sbandonato, praticamente vedova. Fatto bene, lo boccio, sei inutile che vai a piangere, lo boccio, ho deciso che lo boccio. Ho 7, 8 fioi, 9, 10 fioi, non so più neanche amico di fioi che ha. Dove stare pittenta, comunque lo boccio, lo boccio. Per tirare avanti, mi tocca andare a rettare Sky di condomini. E ora lo boccio, a piange tanto lo boccio. Sto piena di dolori dappertutto, cara con la schina attacchi. Anche lei ha la schina Sì, cara, schina attacchi. Dove sei che ha la schina? Anche a me qua sulla sua schina. Al banco con Guillermo e Mario ne metteva il cerotto. Cioè, il cerotto, dove sei che metteva il cerotto? Qua sulla schina. Sua bocca doveva mettere che il cerotto, altro che... Cara. Diciamo che... Comunque sui dolori sarà in tenerio. Diciamo che tutto sommato tra persone dolorose che hai gli stessi problemi dobbiamo darsene da una mano, signora cara. E tutto sommato Sofio, cercando in fondo qualche lato positivo lo ha. Sa? Sì. Grazie Sofio, sa cara la mia signora che noi d'inverno teniamo riscaldamento sarato. Sarato? Sì, perché come che scalda il banco Sofio, non così riscaldamento che tegna. E se si applica scaldiamo per fin a palestra e anche al teatro. Lei è un bravo toso. Qua, bravo toso, a 15 anni non è ancora buono di scrivere. E sai perché? Perché? Perché le disgrafico. Disgrafico, c'è. E non è neanche buono da leggere. E sai perché? Perché? Perché le dislessico. Dislessico? Sicuro? Cosa vuoi una volta, no? Anzi, ieri mo solo che disgraziai. Ciò che faccio, quanto fa 3 per 2? Sai cosa mi hai risposto? Cosa ho risposto? Discount. E non va bene. No, che non va bene, no, che non va bene, no, che non va bene, altro che... Perché io uso più portare le lettere, capiste? Pae lettere? Se io ti so pare che fa il postin, pae lettere. Io domandavo cosa è morto dell'Ariosto e mi ha risposto che è morte dell'Ariosto se con Rosmarin. Rosmarin? Ciao, che basta? Chi sei amici che va sempre via insieme. Anche bene. Ariosto e Rosmarin. E magari una foglietta di salvia anche. Sì, un spigo di aglio su pal... Dovevamo essere noi altri uomini a ciappare in pugno c'è altro che femmine con ciappare fiovara, paerecce così. Vicomi qua. Un coniglio il pare. Neanche a farli muovere non bisogna. Impianteo là, impianteo. Controllarli sempre. Che poi cosa sarà mai sto studio? Cosa sarà mai sto studio? Basta guardarsi intorno, vero? A vita di tutti quanti i giorni e là te trovi risposte a tutti quanti i problemi. L'altro giorno, io devo farmi il bagno ne a vasca, che ho sperimentato la legge di Archimede. Cioè? Quando un corpo si è immerso in un liquido, suona sempre il telefono. Pronto? Sì, chi? Neno? Cosa vuoi? Mio figlio, cosa che vuoi? Stai studiando? Bravo caro, stai studiando il latino. E ora? Non sei buono di tradurre la frase Ave Cesare morituri te saluta. Ma sei tossemo! Ma sento di non scherzare! Te passo tosio, risponde che ti fa piacere. Dai col fio curto. Per piacere. Rompele altro mondo.
Pronto? Chi sito, dove sito, cosa fetto? Chi sito, dove sito, cosa fetto? Chi sito, dove sito, cosa fetto? Fa parlare il toso, no? Sono io a scaturirlo. Chi sito? Neno? Neno. Cosa vuoi, Neno? Dove sito? Dove sito? A scuola, sei? No, hai detto che sei in bar. In bar? Cosa hai fatto? Studia il latino. No, non hai detto che fa il latino. Se fai latino è questo qua. Cosa vuoi? Non sei buono di tradurre Ave Cesare Morituri te saluto. Ma è talmente facile che lo sa per finto pare. Risponde che ti. Risponde. Per piacere, so par fin balbo dal nervoso. Risponde che ti faccio la straglia per telefono. Occupo. Sopa, Ave Cesare Morituri te salutan, se come il dialetto vuol dire semplicemente ciao Cesare moriti che mi te saluto. Hai capito? Sopa! Che si toglie qua tutto il giorno chi te tontona, popade qua, popade là, che noi altri lavoreremo tutto il giorno, noi altri coltivatori, agricoli, noi altri siamo dalla mattina alla sera a lavorare. E alla sera, quando torneremo a casa, cavaremo il sacrosanto diritto, che ne so, di sentarsi in poltrona. Questa che avevamo. In poltrona. Di sentarsi in poltrona 5 minuti, distendersi un attimo, leggere, che ne so, una rivista culturale, che ne so, tipo... Tutto sport? Culturale, tutto sport. No, Il Corriere... Ah, dai, il Corriere... dello sport. Sono altri a documentarmi, sono a leggere, arriva il toso e mi fa, oppa! A me, senti tutto in bocca, oppa! A ti? Ma dimmi ti, oppa, a me me da dire. Dì a mamma, si sopa. Oppa, dove sei il Senegal? Guarda, mi so in vena che non avevo più visto. Ah, te mi domandi dove è il Senegal? E domande che a tomare che è sempre io che mette via roba in l'armadio, Signore benedetto. Mica più ritegno. Ne parla neanche più, capisci il dialogo neanche più. Io risepa il linguaggio figurato, capisci? Se per quello che si fa i tatuaggi dappertutto. L'unico tatuaggio che se facevamo noi altri era l'antivaiosa. Marchià a fuoco sul braccio a forma di stea, guarda, se becco uno che si fa tatuaggio, niente, guarda, io pesto sotto i piedi, guarda, niente che sia anche gente adulta che ho scoperto, anche gente che ha una certa età, 50, 51 anni, vero, che si fa tatuaggio, gente sporca, marsa, buella, pestaria sotto i piedi, guarda. Cosa sento dirmi, amico, cosa sento? No, assame stare a questo punto qua, per piacere, assame stare. Va che si ruste lo sento? No. Sì, veramente... Ah, si mi è moderno? Sporchi! Sai che adesso si demanda a farsi affari? Farsi fare cosa? Cosa? Il tattoo. Sì, tatuta, mita, suta, sota, quata, là. Ma a dirti la verità non volevo sapere, ne maltoso mi ha talmente inseminito, mi ha fatto una testa che fa una caponara, popade qua, popade là, insomma, alla fine che dovevo secondarlo? Secondare cosa? Cosa? Mi sono fatto anche a me. Fatto cosa? Un tattoo. Il tattoo. E se che ha fatto il tattoo? E dove ti ho sito fatto? Dove ti ho sito fatto? Sua spalla? Ma che sua spalla? Sul collo? Ma che sul braccio? Ma ha avuto che dire tutto quanto il pastro Ciapra. Dove ti ho sito fatto? Cosa che devo guardare, Dio? Dove ti ho sito fatto? Un pozzesino un pochettino riservato. Dove ho detto fatto? Mi sono fatto su una cueata. Su una cueata! Il tatuaggio su che cueata? Su che cueata? Cueata destra o cueata sinistra? Centro-destra o centro-sinistra? Che se differenza è? Su che cueata? Per non fargli dispetto a nessuno di due, su tutte e due. Su tutte e due? Su tutte e due. Su tutte e due. E cosa che ti ho fatto? Cosa che ti ho fatto? Una farfallina? Una farfallina. Un cuoricino? Un cuoricino. Un osetto? Un osetto! Fra due cueate! E cosa che ti ho fatto? Una mieti trebbia, una moto falciatrice, un spandilo ame? Cosa che ti ho fatto? Ho fatto il volto di due personaggi famosi. Ah sì. Prova a controllare se te li riconosci. Ma siete sicuro che sia famosi sti qua?
Cioè, mica vendui pa famosi, penso che sia pa... Ora, mi non so, mi do da parte, ne conosco, ma qui in mezzo di sicuro il tuo autoritratto, va, compagno spua. Ma fammi una carità. Che quando dovevi battere male, e neanche a ridere. Ma forse che tu vieni su così con pare del genere, che ormai non comunica neanche più. E parla soltanto attraverso i messaggini del cellulare a SMS. Sì, massa semi. Che gli unici messaggi che mandavano altri erano le frasi d'amore che scrivevamo sui muri dei bagni delle scuole. Paolo ama Francesca. Francesca ama Andrea. Paolo Zebecco. Ma fammi una carità. Invece è importante, Paitosi, parlare, dialogare, perché il linguaggio si evolve. E proprio, ma ti, per esempio, sento che non si può più usare il linguaggio della volta. Per esempio, tanto per dirla. Una volta si avrebbe detto che con il linguaggio arcaico ti saresti stato un tipo magro. No. Anche prima mi hai detto, che magro che sei. Sempre sta magro, mi No, una volta si avrebbe detto che saresti stato un tipo magro. Oggigiorno bisogna dire che sei un tipo scheletricamente avvantaggiato. Ma ora neanche a te non si può dire che te sei grasso. Ah no? Te sei caloricamente dotato. E tua moglie, per esempio, tua moglie una volta si avrebbe detto che sarebbe stata una casalinga. No. Mia moglie è sempre sta casalinga, ancora oggi casalinga. No, una volta si avrebbe detto che sarebbe stata una casalinga. Oggigiorno bisogna dire che sei una tecnica domestica. Tecnica domestica? Sì, e te tutto sommato non si può dire che sì. Semo. No, so semomi. Cosa soimi? Sì, differentemente intelligente. Ti invece te sei sempre il solito mona! Te sei mona, però sta roba qua del linguaggio, non si sbaglia. E il linguaggio è importante. Prova a pensare per esempio ai stranieri, no? Sti extracomunitari che viene qua nel Veneto, per esempio. Ecco. Qua Oseo è il primo problema che ha. Imparare l'italiano. Ciao, noi altri veneti che avevamo da sempre lo stesso problema. Non siamo buoni di imparare l'italiano. Se cattivo meglio col dialetto. Come per via di quello che c'è tanti extracomunitari che sa il dialetto molto meglio dei nostri indigeni qua. Che poi non capisco che siete che persone che sta ore e ore sotto il sole o sotto le lampade sbronzanti per diventare neri e dopo i ragazzucchi senegalesi. Bravo. Chissà qua, se sente che viene qua e cerca a lavorare, che ti incatti da per tutti i cantoni. Assame stare su questo argomento qua per piacere, guarda che l'altro giorno vago a casa, non trovo un extracomunitario in letto come moglie. Ancora adesso mi domando, ma cosa facevo che ho là a casa mia? Faceva uno dei quei tanti lavoretti che noi altri italiani non vogliamo più fare. Sì. No. È un lavoro che cacata qua in giro. Ti vorresti dirmi, scusami, che magari noi altri se mezza ora che parliamo qua con sta gente e sti qua non ha capito niente che abbiamo detto? Ma siete fuori? No, scusami, se questo qua il linguaggio è importante, Aspetta che ma Tosi, sembra di parlare per niente, Tosi. Cioè, posso scandagliare le parole più lentamente? Cioè, nel senso, se Modrio usare lo stesso linguaggio, siamo in sintonia. Cioè, capisci quello che siamo di dirvi, no? No, perché è importante capire se siamo di parlare la stessa lingua. Anzi, quasi quasi, guarda, tentate di fare un test insieme a voi altri. E io faccio, anzi, grazie ai potenti mezzi messi a disposizione dalla CIA, noi altri questa sera vogliamo fare un rapido test assieme a voi altri per verificare il vostro livello di conoscenza della lingua, che poi qui si scrive del biglietto vi può servire anche come esame della vista e costa molto manco del ticket della cassa mutua. Allora, siamo pronti tutti quanti? Allora ragazzi, a posto che adesso partiamo e facciamo subito questo test. Allora, pronti per... Scusa, ma... Dico, saresti a tartaruga minchia? Mi?
Ma te sei visto, ti? Perché? Siamo nel 2002 ancora in giro con la bacchettina de Bamba U. Oh, guarda che sei il computer adesso. Chi? È il computer. E ora? Mouse. Mouse? Sorse. Ah! Scusami un attimo, ma fa un giretto a sorsare qua in mezzo a gente che vedemo subito. E ora com'è che si muove pai? Ah, bene, 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 guarda, quel che faccia a Pantegana non ti puoi fare altro, ti. Allora, bene, guarda che smerdaretto di persone che c'è anche stasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, No. buonasera signore. Sì, sì, dai, ciapio in mano. Cioè, il microfono, cara Ale. Clicca. Sì, sì. Clicca. È che clicco. Ah! Oh! Oh! Tutte in serie così. Cosa credo di avere? Che è un microchip, cosa credo di avere? Buonasera. Buonasera. Che nome hai? Maria Pia, Maria Pia. Di dove sei, Maria Pia? da Villa del Conte. Figlio del conte, oh. Qui a rente petata, insomma. Se buono aver speso anche 2 o 3 carte da mie di benzina. Buonasera, allora, Maria Pia, vero, da Villa del Conte. Allora, alla nostra Maria Pia da Villa del Conte facciamo una domandina semplice, Facile. semplice, facile, facile. Che lettera è questa lettera qui? B. B come? Abbiamo una finca qua. Proprio una finca vuoi cucare? B come? Se non riesce, se puoi far aiutare dal disegno, cioè che abbiamo fatto il disegno con... L'odore non siamo No, sicuri sì. di produrlo. B come? Come? Buas. Che ben che ho gradito. Remigio, Boas, spiega per i Ma cosa forensi sia- cosa sia, che cosa poteria sia pensare una roba per un'altra. La boassa è un punto di riferimento. Una grande boassa. Bene, allora, buonasera. Buonasera. Andiamo con la lampadina. Guarda.